Le memorie della mia travagliata vita. Petuelli Dante. Sono nato a Gemona del Friuli il 30 giugno 1894, da genitori di classe operaia. Il padre portava il nome di Antonio, muratore, che per guadagnare da vivere e sostenere la famiglia era costretto a emigrare. La sua salute era precaria, in quanto era di sovente costretto a troncare la stagione e rimpatriare per curare qualche malattia. Era di carattere esemplare, amato e stimato da tutti quelli che lo conoscevano. La madre, Euria Emilia, di costituzione più robusta, a causa delle conseguenze che portavano le malattie del padre, doveva lottare e sacrificarsi per curarlo e sostenere il bilancio familiare. Cominciano i miei ricordi dall'età di 6 anni, quando mia mamma mi accompagnò la prima volta a scuola. Grande fu la mia gioia di imparare a leggere e a scrivere, e che pure ella me lo descrisse, quando il più grandicello mi ritrovava sovente davanti a qualche foglio di carta o un libro, ed io borbottavo e fingevo di saper leggere. Durante il primo anno scolastico, e precisamente 6 mesi dopo, mi ricordo di essermi ammalato. Chiamato il dottore, mi riscontrò una bronchite e in seguito a questa mi si sono sviluppate altre malattie di cui non ricordo il nome. La buona mamma si prodigava giorno e notte per assistermi e curarmi secondo le prescrizioni mediche. Dopo un mese mi ero ridotto in condizioni gravissime. Il dottore comunicò alla mia mamma che non c'era più speranza per me, che lui non serviva più. Lascio immaginare quale colpo sia stato quello per mia madre. Ma lei non si dette per vinta e continuò a curarmi con la sua esperienza e coi consigli delle altre donne. Dopo 15 giorni di agonia, cominciai a risvegliarmi e a riprendere lentamente le forze. In seguito alla sua amorosa assistenza, ricominciai a mangiare e a giocare con mio fratello Paolo, di 2 anni più giovane. La convalescenza fu lunga ben 4 mesi, e perciò io piangevo perché si chiudeva l'anno scolastico senza che io potessi dare gli esami. La buona maestra Contessi, che abitava vicino a noi, venuta a conoscenza di ciò, veniva spesso a darmi lezioni in casa e per merito suo mi fece passare gli esami dai quali risultai felicemente promosso. A suo tempo mi sono guarito bene. Il secondo anno ho potuto frequentarlo assiduamente. Il giovedì mi divertivo a tenere in braccio un altro fratellino di nome Celso, che era venuto alla luce in quell'anno. Fui molto contento di essere stato promosso anche dalla seconda, poi dalla terza sono passata alla quarta, che avevo circa 9 anni. Memorabile mi era stato il giorno della prima comunione, che non dimentico in quanto ho pregato il Dio per la salute di tutti i miei familiari. Un giorno di primavera trovai in casa un altro fratellino da coccolare a cui fu dato il nome di Lino. E giunse il fatale agosto 1904, proprio al tempo che dovevo sostenere gli esami della quarta, che improvvisamente arriva a casa il papà ammalato. Fu subito visitato da un dottore che si riservò di spiegare alla mamma quali erano le condizioni e la gravità di queste. La mamma cominciò a preoccuparsi del suo stato. Difatti, dopo 8 giorni si aggravò improvvisamente e in 24 ore cessava di vivere nel fiore di 38 anni, lasciando in questo mondo una moglie con 4 tenere creature. La più grande tragedia era piombata su di noi, con un solo misero letto, abbandonati dalla divina provvidenza. Fu in quel giorno che incominciò il mio calvario. Non ho tardato a capire che avevo 3 fratelli più piccoli e che il mio dovere era quello di aiutare la mamma. Questo grande dolore mi fece dimenticare tutti gli svaghi dei ragazzi e ha incominciato a rendermi la vita malinconica. Quando è incominciato l'anno scolastico fui costretto a rimanere a casa per sorvegliare i miei fratellini nel tempo che la mamma doveva allontanarsi per provvedere qualcosa per vivere. Il direttore della scuola mi mandò a chiamare e resosi conto della condizione pietosa che ci trovavamo. Non osò insistere e mi concesse di rimanere a casa.
I mesi trascorrevano. Il mio fratello Celso incominciava a preoccuparsi per il motivo che non incominciava a parlare. Gli mancava l'udito. La mamma lo fece visitare da un medico, che purtroppo gli riscontrò la terribile infermità di sordomuto. Lascio immaginare il dolore per questa disgrazia per una famiglia, e quale dolore per una madre. Udivo uscire dalla sua bocca queste esclamazioni. Signore Dio, perché mi castighi così? Sarò proprio meritevole di tutto ciò? Giunsi all'età di 12 anni. Grazie all'interessamento di una persona di gran cuore, trovai lavoro con l'impresa costruzioni di Lepore Antonio. Cominciai la carriera nella fattoria di L. Stroili, in Sottocastello, a servire i muratori. Mi misero insieme a un altro ragazzo più grandicello di me, per portare la malta con la civiera. Giornate dolorose furono specialmente le prime, il dover correre per 11 ore su e giù per le scale con un peso eccessivo per la nostra età e per le nostre forze. Di fronte alla necessità di aiutare la mamma, affrontai tutte quelle fatiche contento.